Luna, stesso risultato di domenica scorsa purtroppo, però sicuramente è una prestazione leggermente migliore rispetto a domenica. Sì, beh, domenica scorsa la partita non è stata delle migliori, anzi, quindi il miglioramento era doveroso. Adesso questa partita sì, abbiamo fatto un po' meglio, possiamo ancora migliorare molto sicuramente, soprattutto perché secondo me oggi abbiamo giocato tanto palla alta, lanci lunghi, poco rasoterra e quindi magari andavamo un po' in difficoltà. Scavalcavamo sempre il centrocampo, quindi eravamo un po' lunghe forse. Quindi forse su quello abbiamo un po' peccato questa partita, però rispetto a domenica scorsa sicuramente abbiamo fatto meglio, secondo me. E il trend continua con il campionato perché domenica c'è la prima fuori casa di questo girone di ritorno, c'è l'Isera che oggi tra l'altro ha perso con le Torri. Eh, perdere sì, mentalmente sembrerebbe facile andare a giocare la prossima partita, considerando che all'andata comunque abbiamo portato a casa 3 punti. Ha perso contro l'ultima in classifica, quindi sembrerebbe facile, però ovviamente le cose facili sono quelle più insidiose, quindi non dobbiamo mai sottovalutare i nostri avversari e vediamo come andrà domenica. Con Carlotta Gava, oggi Carlotta parliamo un po' della tua duttilità perché il mister oggi ti ha posizionato un po' più avanti rispetto al solito dal tuo ruolo e le tue impressioni. Sì, oggi il mister mi ha cambiato di ruolo, ho fatto l'esterno alto del 4-4-2 perché ne aveva bisogno, siamo un po' in emergenza e quindi cerco sempre di fare quello che è meglio per la squadra, quindi se oggi il mister aveva bisogno di farmi giocare lì ero pronta anche a fare un ruolo diverso. Diciamo che quest'anno ho passato un sacco di ruoli perché sono partita da terzino, ho fatto il difensore centrale e oggi l'esterno alto, quindi sono molto impegnata, mettiamola così. Però sono contenta. La partita di oggi siamo partite abbastanza bene il primo tempo, riuscendo a non subire gol. Comunque abbiamo fatto qualche cambio perché, come detto prima, essendo in difficoltà non era sempre la stessa formazione, tantomeno lo stesso modulo, però come diciamo in spogliatoio il modulo non conta niente, conta le persone in campo, la voglia che ci metti e la grinta di andare su tutti i palloni. E oggi il primo tempo siamo riuscite comunque a rientrare negli spogliatoi con uno 0-0, comunque con una squadra che è terza in classifica, quindi se è lì vuol dire che delle qualità ce le ha. E poi secondo tempo loro sono state più furbe, più brave di noi, probabilmente hanno anche molta più esperienza e quindi in campo hanno vinto loro, tanto di cappello, brave. Mister, rispetto a febbraio è un peccato perché tra i risultati negativi, un punto in 4 partite, c'è da sistemare ci sono da sistemare tante cose. Allora, rispetto a febbraio è un peccato, però abbiamo incontrato la prima e la terza della classe, quindi questo è un segnale chiaro che ci fa capire quello che è il nostro livello in questo momento. Siamo una squadra in costruzione, siamo una squadra in crescita, è normale che ci siano degli alti e dei bassi, dei momenti alti e dei momenti bassi. Adesso siamo in un momento mentalmente basso perché fisicamente stiamo bene, corriamo, non c'è nessuna squadra che ci mette in difficoltà dal punto di vista atletico, dal punto di vista fisico. Molto probabilmente corriamo male, non siamo in fiducia e quindi vediamo tutto nero, abbiamo paura di giocare la palla, abbiamo paura di sbagliare e ancora non ci rendiamo conto che con quella paura sbagliamo doppiamente. Sicuramente però rispetto a domenica scorsa contro la Triestina si è visto un altro Vittorio Veneto. Si è visto un altro Vittorio Veneto, siamo probabilmente un pochettino in crescita e ci vuole tempo, pazienza. E bisogna lavorare di più, lavorare in maniera diversa e bisogna riacquistare fiducia in noi stessi perché altrimenti si fa sempre più fatica a giocare. Bisogna avere la personalità, costruire la personalità e imparare a giocare la palla, a prendersi, assumersi le proprie responsabilità dentro al campo. Diamo una lista veloce dei risultati, mister, per quanto riguarda la prossima avversaria del Vittorio Veneto, che è l'Isera, che oggi ha perso contro le Torri, quindi un risultato a sorpresa. Un risultato a sorpresa e noi dobbiamo andare domenica prossima fuori casa a giocarci la partita con l'Isera come se fosse una finale e con la giusta mentalità, col giusto atteggiamento, provando ad andare a giocare la partita e a far nostra la partita.
non ci sono partite facili, non esistono partite facili. Io non guardo neanche la classifica, perché comunque la partita cambia a seconda di come noi la approcciamo, quindi possiamo rendere una partita difficile ai nostri avversari o semplice ai nostri avversari con il nostro atteggiamento. Poi è logico, la classifica non racconta mai bugie, quindi chi è nelle zone basse di classifica ha obiettivamente delle difficoltà, che possono essere difficoltà numeriche, come numero di giocatrici, infortuni, ne abbiamo patiti tanti anche noi quest'anno. Siamo andati a giocare proprio all'andata con l'Isera e a Oristano, che eravamo in estrema difficoltà, c'era più gente in infermeria che buona per giocare, pronta, disponibile a giocare, e quindi i momenti, i periodi nell'arco della stagione ce ne sono di buoni, ce ne sono di meno buoni. Noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo crescendo, lavoriamo per crescere, e dobbiamo continuare su questa strada. Ci vuole tanta pazienza, ci vuole costanza, non sempre è facile. Adesso è il momento di far capire alle ragazze che ci possono stare anche dei risultati negativi, anche delle prestazioni negative. L'importante è rimboccarsi le maniche e trovare nel minor tempo possibile la giusta direzione e continuare a lavorare nel modo giusto.